Buongiorno amici dei viaggi di Tatanka. Giornata meravigliosa, 7 dicembre, dico 7 dicembre, una giornata quasi primaverile. Oggi ci troviamo a Suelli, stiamo andando a visitare questo sito archeologico, il Nuraghe Piscu. Il Nuraghe Piscu è il più monumentale e anche meglio conservato di tutti i nuraghi che ci sono nella Trecenta. La sua maestosa architettura è complessa, è stata stimata tra il bronzo medio e quello un po' più recente. È costituita da blocchi di marna calcarea molto finemente lavorati, formata da una torre principale che è la più antica della struttura, delle 4 torri angolari. Salve, e potevamo non avere il permessino speciale per entrare in questo nuraghe? La torre principale, che è alta 9 metri, il cui corridoio presenta 2 nicchie contrapposte e introduce l'ampia camera a falso tolos, non è un tolos perché l'abbiamo inventato prima noi dei Licenei, è costituita da blocchi sbozzati di calcare e la tecnica è ad aggetto, cioè gli anelli diminuiscono di diametro man mano che si sale. Tanta roba. Ed eccoci qua, dopo la pausa pranzo ci troviamo a Mandas, stiamo andando a visitare la chiesa di San Giacomo, può essere? Yes! L'antico convento di San Francesco si trova in un'ampia piazza adiacente alla omonima chiesetta e vicinissima anche alla chiesa parrocchiale di San Giacomo. La struttura è di grandissime dimensioni e si sviluppa attorno al caratteristico ampio chiostro con arcate a tutto sesto.